Professore Prado, una serata che tocca l'arte sotto tutti i punti di vista, la fotografia con le tematiche sociali, ma la moda, la pittura, la letteratura, tutto quanto, la scultura, la gastronomia, tutto quanto è espressione culturale di questa Sicilia. L'Accademia Belle Arti vuole sostenere un messaggio nuovo, quale? L'Accademia Belle Arti intanto vuole essere al servizio della città e di questo centro storico ed è l'Accademia di unione tra il centro storico di Agrigento e il parco archeologico. All'Accademia Istituto Universitario vengono studenti non solo della Sicilia ma anche d'Europa e anche fuori dell'Europa, ed è importante che questo centro storico si animi e diventa la Perugia dell'arte. Noi vogliamo fare crescere e rinnovare questo antico centro storico di Agrigento a beneficio della popolazione e del commercio, e penso che in alcuni anni potremmo anche riuscirci. Sicuramente una serata intanto straordinaria, fortemente voluta dal direttore Alfredo Prado, il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, una realtà che ormai ad Agrigento è ben conosciuta e ben apprezzata, devo dire, perché pur non essendo io un agrigentino comunque sento parlare molto bene di questa bellissima realtà. Non a caso Fuoco d'estate riprende tantissimo quello che è un po' il messaggio che l'Accademia vuole lanciare per la sua città e non solo, cioè quattro mura aperte, aperte, aperte. Tutti possono venire qui, tutti possono ammirare e apprezzare le bellezze che questa bellissima università, perché l'Accademia adesso è un'università a tutti gli effetti, dona non solo agli agrigentini ma anche al di fuori di Agrigento. È un messaggio di futuro che si adatta perfettamente al centro città, in un'idea di rivalutazione dei luoghi che è anche sociale e culturale. Questa serata è un po' una sorta di sintesi delle molteplici attività dell'Accademia di Belle Arti, che ha avuto un merito soprattutto in questa città, quella di non chiudersi su se stessa e di diventare in qualche modo un'istituzione culturale cristallizzata, ma di aprirsi fortissimamente sul territorio, dialogando con associazioni, con enti pubblici e con singoli operatori culturali. In questo modo è riuscita in maniera assolutamente spontanea ad aggregare attorno a se stesso una serie di personalità del mondo culturale agrigentino che anche attraverso l'Accademia stanno avendo una possibilità di espressione, e non un caso che questo luogo oggi si trovi dentro il centro storico, favorendo anche quella che era un'idea dell'amministrazione comunale su cui ha puntato molto in questi anni, l'università in centro storico, un'idea sulla quale dobbiamo batterci molto. Ci stiamo lavorando anche con dei risultati che sono già stati ottenuti ma che a breve anche conseguiremo, e l'Accademia rappresenta proprio questo, la possibilità che si possa fare formazione dentro il centro storico. Pepe Zambicoto questa sera ha presentato il suo libro, La doglia muta. La doglia di per sé fa pensare a qualcosa, a uno strillo, a qualcosa di molto invece poi si accosta a quel muta accanto. Perché? Che cosa significa? Intanto la doglia muta è un termine che si utilizzava un tempo per giustificare la morte di un neonato. Scientificamente non si dava una spiegazione e quindi si diceva è andato via con una doglia muta. Nel libro naturalmente il significato assume altro significato, la doglia muta, ed è il dolore soprattutto di una donna nel racconto che accompagnerà questa donna per l'intera esistenza e alla fine riuscirà a liberarsi, perché c'è tutta una storia che parte dall'inizio del Novecento fino agli anni 50 che racconta di questa Sicilia che in qualche modo non vuole cambiare. Una bella serata, felicissimi di essere presenti come Medinova e con i 4 autori stasera. Come si scelgono gli autori? Su un termine solo e soltanto, sulla qualità di scrittura, qualità di materiali letterari, perché Medinova punta a creare una nuova rete di autori e di confermare anche gli autori già affermati.